Un nuovo dramma del mare si è consumato nel giorno di Pasqua. Decine di migranti risultano dispersi dopo il ribaltamento di un'imbarcazione avvenuta nel Mediterraneo centrale, partita dalla Libia con oltre 105 persone a bordo. Secondo quanto riferito dalla ONG Mediterranea Saving Humans e Sea Watch, al momento sono stati tratti 32 superstiti, mentre sono stati recuperati i corpi di 2 vittime, oltre 70 le persone che risultano ancora disperse. Tragico naufragio a Pasqua, 32 sopravvissuti, 2 corpi recuperati e oltre 70 dispersi, ha comunicato la Mediterranea Saving Humans sui propri canali social, precisando che l'imbarcazione si è capovolta in un'area di ricerca e soccorso gestita dalle autorità libiche. Secondo quanto ricostruito da Sea Watch, i superstiti sarebbero stati soccorsi da 2 navi mercantili che li hanno poi trasferiti sull'isola di Lampedusa, principale punto di approdo per i migranti che attraversano il Mediterraneo dal Nord Africa verso l'Europa. Le immagini diffuse mostrano momenti drammatici, alcuni migranti aggrappati allo scafo dell'imbarcazione capovolta mentre una nave si avvicina per le operazioni di salvataggio. Mediterranea Saving Humans ha attribuito l'ennesima tragedia alle politiche dei governi europei che rifiutano di aprire percorsi sicuri e legali per chi tenta la traversata. Il Mediterraneo continua a essere una delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Secondo i dati delle Organizzazione internazionale per le migrazioni OIM, dall'inizio del 2026 almeno 683 migranti hanno perso la vita o risultano dispersi nel tentativo di attraversare il mare. Le operazioni di ricerca dei dispersi stanno proseguendo, ma con il passare delle ore si riducono le speranze di ritrovare altri superstiti. Siamo appena salpati per una nuova missione di soccorso sotto il peso di un'altra tragedia in mare. Anche nel weekend di Pasqua le morti nel Mediterraneo non si sono fermate. Ieri più di 70 persone sono sparite in mare quando la loro barca si è ribaltata. 32 sono sopravvissute restando aggrappate ai resti dell'imbarcazione. I primi 3 mesi del 2026 sono stati più letali mai visti nel Mediterraneo, con oltre 900 persone morte o disperse. Ma non è il mare a uccidere i rifugiati, è la scelta consapevole degli Stati europei di non dare visti ai rifugiati che vengono dall'Asia e dall'Africa, affinché possano arrivare in aereo. E quando questi costretti salgono sulle barche, è di nuovo una scelta degli Stati non soccorrerli in tempo. Ma anche se le politiche degli Stati continuano a condannarli, noi continueremo a essere in mare per salvare. Continueremo ad opporci alle loro politiche e a denunciare i loro crimini. Qui dal molo di Lampedusa che vedete alle mie spalle abbiamo assistito allo sbarco di più di 70 persone, donne, uomini, bambini e bambine, tra cui 19 corpi ormai senza vita, vittime di questa ennesima strage evitabile. Evitabile perché fino a che non vi saranno canali umanitari sicuri e legali per entrare in Europa, le persone continueranno a mettersi in mare in ogni condizione per fuggire dalla Libia. Siamo vicini al dolore dei superstiti, dei familiari e degli amici. Chiediamo un'accoglienza dignitosa, riconoscimento e giustizia per tutte queste persone.